Buona giornata a tutti. Oggi ci occupiamo di un caso particolare, ci occupiamo di Chicco Forti. Forti. Qui a fianco a me abbiamo Marzia De Giusti, che è la referente dell'Onda di Chicco di Treviso, è Esatto. un'associazione che si occupa, un È un movimento che si movimento occupa spontaneo, sì. di questo. Io oggi, e poi abbiamo, aspetta perché presentiamo anche lui, e naturalmente Alberto Ferraresi è un cittadino di Conegliano, è anche un consigliere comunale e come tale si occupa delle necessità della città, ma anche di quello che succede nel mondo, e se un caso del genere solleva Cattura molte l'attenzione. perplessità, è chiaro che un politico può interessarsi del caso. Io oggi così ho voluto fare una ricerca e ho visto che ci sono 20 anni, 274 giorni alle ore 12:13 di oggi, 2 ore e 39 minuti e 52 secondi. Pensa, 20 anni che è stato condannato Chicco. E noi non vogliamo entrare nel merito della giustizia americana, per carità, però vogliamo occuparci di questo caso, che è un caso sociale molto importante, e per cercare non di stravolgere quello, naturalmente non si può più stravolgere quella che è la decisione del tribunale Corte. americano, ma per cercare di portare a casa Chicco, almeno portarlo in Italia. Io vorrei che tu accennassi un po' alla storia di Chicco, così i nostri ascoltatori possono capire qualcosa. Non vogliamo noi decidere, ma capire cosa possiamo fare di buono per questa persona che ha già sofferto parecchio. Certo, buongiorno a tutti intanto. Niente, io vorrei fare due parole, come diceva giustamente Bruno, molto brevi sulla questione processuale, perché è più importante vedere la persona, il protagonista. Chicco intanto è un connazionale originario di Trento ed è condannato appunto all'ergastolo in America. Sta scontando una pena per la quale lui si è sempre dichiarato innocente. E vorrei raccontarvi un aneddoto per farvi capire la persona che è Chicco e il corso del suo destino, che a un certo punto è andato in un certo modo, ecco. Per questo vorrei farvi tornare indietro di qualche anno e farvi tornare alla memoria la strage di Via D'Amelio, in cui hanno perso la vita il magistrato il giudice Borsellino e la sua scorta. In quell'estate Chicco Forti si trovava appunto a Palermo e il destino appunto ha voluto che lui fosse sulla spiaggia dove al largo c'era un magistrato che andava avvisato di questo disastro. Chicco Forti ha iniziato a vedere e a sentire degli schiamazzi e ha capito che in mezzo al mare c'era una persona che andava appunto avvisata. Lui non ha esitato un solo momento, ha preso la sua tavola e si è diretto verso quell'imbarcazione. Ecco, scusa, ti interrompo un attimo. Accenna un attimo cosa faceva Chicco, chi era Chicco? Sì, Chicco era uno sportivo, ha sempre amato lo sport del mare, era, diciamo, anche se le condizioni Certo. non gli permettono di farlo più, è un appassionato appunto degli sport tutti estremi, ma nello specifico nel surf, nel catamarano, ha fatto diverse gare a livello anche mondiale, dove non ha primeggiato, ma insomma ha occupato posti in classifica abbastanza alti. Diciamo Ecco. che non era proprio uno sconosciuto. E Non allora lui era uno prende sconosciuto. questa tavola
questa tavola e si dirige verso appunto questa imbarcazione occupata appunto dal magistrato Lorenzo Matassa, che poi sarà uno dei giudici che indaga appunto su questo caso di Via D'Amelio. E diciamo, una volta appunto raggiunta l'imbarcazione, una volta reso edotto insomma di quel che era accaduto nell'entroterra, diciamo è interessante e curioso diciamo il fatto che appunto questo Lorenzo Matassa gli fa capire che la giustizia non è di questa terra, appunto, e diciamo... Appresa la notizia di quello che era successo, gli dice, vedi cosa succede, Cosa la giustizia succede? non è di questa terra. Ed Cioè, è- voleva esprimere e voleva far capire a Chicco che purtroppo il mondo va come vuole Va anche un po' la alla criminalità rovescia. certe volte. Esatto, e quindi prende spunto, diciamo, in risposta a questa osservazione, prende spunto Chico e gli dice: guarda, fatalità, io andrò proprio a breve in America proprio perché penso che in America il sistema giudiziario sia più Sia migliore. esattamente. Che E la questo bilancia sia veramente una bilancia della giustizia, e non uguale per tutti. esatto, non- equilibrata, esatto, perché appunto non si capacitava del fatto, Chico, che in una terra così bella come la Sicilia, nostra. insomma, ci sia tanta disperazione, ecco. E quindi il suo pensiero era quello di trasferirsi proprio in un posto più bello. E questo è curioso se poi pensiamo com'è Cosa è com'è successo, andata. cosa gli è capitato lì, Esatto, insomma. esatto. E questo diciamo è un Allora aneddoto. questo magistrato lui l'ha conosciuto per caso, c'è stato L'ha un caso conosciuto proprio. assolutamente per caso e fatalità, poi c'è stato un incontro in America alcuni anni dopo, insomma, perché questo era un fatto del 92. Diciamo l'omicidio per cui è stato condannato Chico è accaduto nel 98. E quindi diciamo qualche anno dopo c'è stato un incontro poiché questo magistrato Lorenzo Matassa era in America per altre cose e è stato raggiunto da alcuni personaggi insomma, del suo calibro e che gli hanno parlato del caso di Chico. Lui è rimasto molto sorpreso perché in quella spiaggia ha visto una persona molto come dire, Diversa da quello diversa che era configurato dopo l'omicidio di questo personaggio. Esatto, quindi è rimasto molto molto sorpreso. Allora, vogliamo continuare dopo un attimo quello che è il racconto e l'evolversi poi della situazione. Io ho seguito un attimo l'intervista a Gianni Giunti, che è lo zio, e Gianni Forti. Gianni Forti, scusa, Gianni Forti, i primi 10 anni li ha usati per la revisione del processo e Sì. gli altri 10 anni li ha poi ha cambiato sistema e ha strategia. cercato l'appoggio del governo italiano. E qui entriamo nella politica. Cioè tu ti occupi Alberto, ti occupi di politica da qualche anno in Conegliano, e al di là dell'appartenenza partitica, io ritengo che un politico si deve interessare a 360 gradi di quello che gli succede intorno, dalle necessità e dalle peculiarità della sua città e alle necessità anche magari connazionali che vivono in altre parti del mondo. Molto onorevolmente ti stai occupando di questo dopo aver conosciuto la Marzia. E cosa vorresti fare? Cos'è che ti spinge a occuparti di questo caso? Che poi andiamo ad analizzare. Non a fondo, perché non riusciamo senz'altro a approfondire il caso. Ore. Sì. Potremmo fare anche un'altra Sicuramente. trasmissione, so che ne vengono fatte tante, no Marzia? Sicuramente. Bene, a te. Ti ringrazio Bruno per l'occasione che ci stai dando, ringrazio anche la redazione Veneto Globe. Come sono arrivato ad essere qui con voi oggi?
Chico Forti, mi sono avvicinato alla vicenda di Chico Forti sentendo un po' distrattamente, come moltissimi italiani, la sua storia durante una trasmissione delle Iene. Dopodiché arriva il 9 marzo che mi trovo una mail inviata dall'ufficio del protocollo del comune di Conegliano, una mail inviata dalla signora De Giusti, dove si parla di Chico Forti, si chiede di coinvolgere trasversalmente il Consiglio Comunale, tant'è che la mail era indirizzata dal sindaco a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri. Questa cosa, al di là di Chico Forti, come azione, mi ha trascinato. Perché avere un cittadino che trasversalmente scrive alle istituzioni, non perché un ramo del giardino del vicino gli è caduto, insomma per queste cose qua, seppur importanti, vanno fatte, ma per chiedere un aiuto politico per un altro cittadino, per un italiano, che non è neanche cittadino coneglianese, cittadino di Trento, che ad oggi è ancora in prigione, purtroppo, l'abbiamo già detto. Ecco, questa cosa ha fatto sì che mi volessi muovere. Poi la data era il 9 marzo, stavamo entrando, ci stavamo tuffando nel completo lockdown, di conseguenza l'amministrazione aveva altri impegni, altre cose per la testa che andavano dalla sicurezza, insomma, gestire tutti i casi, tutte le cose, tutte le norme che ci hanno portato apparentemente abbastanza fuori. Però ora ritengo che il coneglianese debba iniziare a pensare, ad occuparsi anche di qualcos'altro. E sicuramente questa storia, l'onda di Chico, di Conegliano, potrebbe essere una storia di coinvolgimento collettivo per iniziare appunto a pensare a qualcosa di utile per fare del bene al prossimo. Ecco. Questa è la politica che io preferisco, che non ha bandiera, che parte dal basso, che coinvolge le istituzioni in modo trasversale. Questo mi ha portato qui. Per parlare, mi sento una piccola gocciolina in quest'onda che spero crescerà, anche a Conegliano, che diventerà grande, e farò tutto quello che è nelle mie possibilità, perché ognuno fa quello che può. Nessuno chiede il salto mortale a chi non sa farlo, si romperebbe l'osso del collo. Marzia, mi sembra anche dalle interviste che ho sentito, il grande lavoro delle Iene poi, diciamo che ha sensibilizzato in gran parte sul caso, sono state proprio le Iene, e poi anche altre interviste che ho visto. Ripetiamo quello che abbiamo detto prima, noi non vogliamo discutere sulla giustizia o sul perché è stata presa questa decisione di condannarlo e di non dare possibilità di revisione del processo. E non sarebbe possibile neanche se viene in Italia, cioè così è, e l'America non muoverà di un pelo quella che è la decisione presa, anche perché ne andrebbe di mezzo tutta la giustizia, cioè verrebbe rivista, messa in discussione tutta la giustizia. Bene, qual è il primo obiettivo? Sentendo lo zio è quello di cercare di portarlo in Italia, e poi tu me lo spiegherai meglio, di chiedere di portarlo in Italia come è successo a degli americani, la Amanda Knox per esempio, che se la sono portata in America, poi è venuta anche a visitare l'Italia, mi sembra che forse non è che abbia fatto proprio tanto bene in Italia, che si sia comportata tanto bene. E prima portarlo in Italia e poi magari cercare una soluzione che si avvicini più alla famiglia, insomma. Certo. Questo perché dalle indagini che sono state fatte, dalle ricerche che sono state fatte da tutti coloro che si sono occupati, avvocati, magistrati del caso, sono uscite delle anomalie sulla condanna. E allora ecco perché è giusto interessarsi per risolvere un po' questo problema. Assolutamente, confermo. Diciamo che da più parti, da più persone legate a quello che è il mondo della giustizia, insomma, si alza il coro di un
di un processo con degli errori madornali, di un aborto di processo, addirittura è una citazione dell'avvocato Tacopina. E quindi diciamo che sapere di avere delle prove che possano dimostrare l'innocenza e non poterle usare è qualcosa di veramente di pesante da sopportare, insomma, ecco. Quindi vista, insomma, come dicevi tu, Bruno, l'impossibilità di arrivare da qualche parte sotto questo aspetto, si cerca di usare invece la diplomazia per farlo rientrare almeno in Italia il prima possibile, perché è veramente agli sgoccioli con le forze, con l'energia che ha, e di riportarlo in Italia il prima possibile in qualche maniera, chiedendo una grazia, chiedendo, adesso non lo so, adesso diciamo dal punto di vista diplomatico del diritto internazionale qual è la strada corretta, non sono la persona adatta a cui chiedere. Mi sembra che lo zio abbia le idee chiare. Sicuramente c'è il modo e bisogna cercare di far leva sulla volontà di chi può e deve decidere, assolutamente. Allora noi abbiamo voluto accennare a questo caso di giustizia o ingiustizia che si voglia dire. Basta andare su Google e basta digitare Chico Forti e diciamo, lì vengono fuori tutte le notizie riguardanti sia il processo, sia i ricorsi, sia tutto quello che ha vissuto Chico. Pensate, 20 anni in galera in America, non è poi una cosa bella, indubbiamente. Scusami Bruno, se posso prendere la parola, ma anche proprio per questo, perché questo signore, questo italiano, sono 20 anni che è lì e sta protestando in un modo totalmente pacifico e civile. E lui si è dichiarato sempre innocente. In questi ultimi periodi, questi ultimi mesi, stiamo assistendo a dei fenomeni di protesta, tra l'altro in America, non proprio del tutto civili, ma violenti, seppur meritati, non è giusto, giustificati, non entriamo. Però che hanno preso una piega, a mio modesto giudizio, sbagliata. Invece Chico Forti sta continuando in tutta tranquillità, senza fare i disastri, confusione, con una dignità, mi viene da dire da italiano, che va premiata. Punto. Comunque, io vi ringrazio innanzitutto per aver coinvolto anche noi in questo caso e sicuramente, come abbiamo messo a disposizione la nostra volontà e i nostri media, i nostri social, saremo ancora disponibili a continuare. Grazie. Magari ad approfondire in un altro momento le varie situazioni che si vanno a creare anche in futuro. Se vuoi chiudere tu, io ti diciamo lascio. Che vorrei chiudere facendo un appello a tutte le anime sensibili, insomma, che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando, perché veramente il momento è molto delicato, perché come ho detto prima, Chico Forti è stanco, ma ha allo stesso tempo una forza e un'energia, perché sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo, quindi ha bisogno di tutto il sostegno possibile e proprio per spingere verso una soluzione diplomatica che sembra veramente possibile, insomma, ecco. Quindi... Allora io vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie. E ricordatevi, se per caso vedete un gazebo a Conegliano con questa bella ragazza, grazie per la ragazza, insomma, dire la verità è sempre la giustizia. Allora, che vedete un gazebo con questa ragazza che vuole raccontarvi o darvi qualche volantino sulla storia di Chico Forti, avvicinatevi al gazebo, chiedete pure, magari ci sarà anche quella... Può essere che li troviate. Se la moglie permette. Però forse se la moglie permette. Ecco. Bene, io vi ringrazio per aver ascoltato ancora oggi la nostra voce e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci.